Cortina Milano 2026 nel capoluogo lombardo, l'ultimo giorno del sopralluogo del CIO, il presidente della commissione rivela il sondaggio tra gli italiani sul gradimento della candidatura, l'83% favorevoli, commissari entusiasti, un progetto molto solido. Inchiesta migranti depositate le numerose intercettazioni telefoniche dell'allora prefetto Domenico Cuttaia che avvisava la cooperativa dell'arrivo delle ispezioni al centro di accoglienza di Cona. Il PD alle elezioni europee, dopo il polemico passo indietro e il colpo di scena che le variati di nuovo in corso, ha accolto l'invito di Zingaretti a ripensarci. Dramma all'Alba, Verona, 23enne cade dal balcone al quarto piano di una palazzina, la giovane è gravissima, indagini sull'incidente. Tubercolosi a scuola, 400 genitori a Motta di Livenza per incontrare il super esperto chiamato dall'ULS ed emerge un retroscena, la maestra a caso indice non si curò per mesi terrorizzata dall'idea di avere un tumore. Spray urticante nei bagni di una scuola media a Padova, caos e malori, una decina di ragazzi, una bidella al pronto soccorso, il responsabile è un undicenne. L'ovovia di Venezia può essere rimossa e c'è il via libera anche della Corte dei Conti per lo smantellamento della contestatissima opera dai 1000 problemi. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antena 3 Nord-Est, l'avete dunque sentito ora dai titoli. Nel primo piano la corsa alla candidatura olimpica invernale di Cortina Milano 2026, oggi nel capoluogo lombardo si è conclusa la settimana di sopralluoghi dei commissari del CIO, iniziata a Venezia lunedì, verdetto più che positivo e un sondaggio nazionale conferma l'appoggio al sogno olimpico. It's not very difficult to see that there's a lot of interest here, a lot of support, a very warm welcome. L'inizio a Venezia 5 giorni fa con l'entusiasmo del capo della commissione di valutazione Octavian Morario, la fine a Milano in queste ore. E la settimana del sopralluogo del CIO per la corsa di Cortina Milano 2026 finisce con un dato chiarissimo su tutti, 83%. È la cifra del sostegno degli italiani secondo il sondaggio che lo stesso Morario ha presentato. L'83% favorevole alla candidatura. Decisamente una cifra diversa rispetto al 53% registrato nella popolazione svedese per Stoccolma. Mai avuto dubbi? Direi che poi fuga ogni dubbio nelle menti di coloro che pensano che le Olimpiadi siano sprechi o altre robe del genere. Quindi avanti ancora, la comunità è con noi, il popolo è con noi e soprattutto abbiamo un bel progetto e delle belle realtà da promuovere. Mazzaia lancia un appello pure ai media. La squadra siete anche voi. Se qualcuno inizia a sputtanare, questa roba non funziona più. Dobbiamo lavorare insieme fino al 24 giugno. Avete l'opportunità di dimostrare l'orgoglio italiano. Dateci una mano, diamoci una mano. Un appello per una corsa già forte, come ha sottolineato Morario. Siamo soddisfatti, dice il commissario CIO. La candidatura corrisponde perfettamente all'agenda 2020 che punta a ridurre i costi e massimizzare la sostenibilità. È una straordinaria candidatura. Il team italiano ci ha messo moltissima passione, ha approfittato della propria esperienza. Tutto ciò rende la candidatura di Cortina Milano decisamente molto solida. Una candidatura che ieri ha ricevuto dal governo la lettera di garanzie finanziarie per sostenere il progetto, sigillo finale. Prossimi passi, mercoledì nuovo vertice a Palazzo Chigi per fare il punto della situazione, poi, come annunciato dal presidente del CONI Malagò, il 7 maggio conference call con le federazioni degli sport invernali di tutto il mondo riunite a Brisbane. Un vertice di natura tecnica in cui il gruppo di lavoro, così come Stoccolma, dovrà dare delle risposte. Poi, dice Malagò, prepareremo tutta l'attività e il lavoro per la decisione del 24 giugno a Losanna. Treno partito, prossima fermata, traguardo. Lavorare con solidità, valorizzare le nostre peculiarità, quelle positive e soprattutto fare le cose in maniera tale che le Olimpiadi arrivino e il 24 giugno è molto vicino. Ed ora parliamo invece dell'inchiesta migranti depositate nei giorni scorsi, le numerose intercettazioni telefoniche dell'allora prefetto Domenico Cuttaia che avvisava sistematicamente la cooperativa Ecofficina dell'arrivo delle ispezioni al centro di accoglienza di Cona. Buongiorno, senta, io domani mi farei una passeggiata a Cona. Così l'allora prefetto Domenico Cuttaia avvertiva i vertici della cooperativa Ecofficina dell'imminente ispezione. Sono numerose le telefonate intercettate nel corso dell'inchiesta coordinata dalle procure di Padova e Venezia e depositate nei giorni scorsi dopo la chiusura delle indagini.
Secondo la Guardia di Finanza era praticamente normale che ai responsabili di Cona fosse anticipato l'arrivo di controlli da parte delle prefetture e delle ULSS, ma anche la visita di politici e delle istituzioni. In questo modo i vertici della cooperativa potevano organizzarsi e far arrivare al centro più personale, cercando di nascondere di fatto la carenza di operatori nel centro, contestata dalle Fiamme Gialle. A Cuttaia viene contestato di aver avvertito almeno in 4 occasioni tra il 2015 e il 2016 il centro. Più tardi viene il viceprefetto perché stiamo avviando una serie di verifiche su tutti i centri di accoglienza. Questa è un'altra chiamata alla vicepresidente di Edeco. Cuttaia, interrogato, ha sempre respinto ogni accusa negando di aver mai avvisato nessuno. Ai magistrati ha spiegato che si trattava di una drammatica emergenza e che il suo timore era che chiudessero il centro e non avrebbe saputo dove sistemare i migranti. Ricordiamo che chiuse le indagini, sono 12 in totale gli indagati. Chiuso il giallo delle associazioni dei risparmiatori non invitate al tavolo del Premier Conte, lunedì a Roma ci saranno tutte quelle della cabina di regia. Associazione dei risparmiatori e vertice con il Presidente del Consiglio Conte. Solo ieri, venerdì 6 aprile, la situazione era questa. Al momento però Federconsumatori non è stata convocata, non sappiamo quali saranno i soggetti che verranno coinvolti in questo ulteriore tavolo. Per tutta la giornata circolano voci di associazioni invitate e altre no, un vero e proprio giallo che verso sera sembra dipanarsi con l'arrivo della mail attesa. Le signorie illustrissime sono invitate a partecipare alla riunione in oggetto che si terrà il prossimo lunedì 8 aprile 2019 alle ore 12 a Palazzo Chigi, Sala Verde, terzo piano. La riunione sarà presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte. Ma c'è un ma, perché la PEC, la mail di posta certificata, non sarebbe arrivata a tutti e qui il giallo si infittisce. Un guasto della PEC? Forse, ad ogni modo c'è chi ci ha pensato ad avvisare le altre associazioni di risparmiatori. Era arrivata solo a noi, poi ieri sera noi ci siamo accorti, anche se non c'era più la segreteria del Presidente, l'abbiamo inviata a tutti. Non solo Miatello prende la palla al balzo e chiede sempre via PEC al Presidente del Consiglio di allargare l'invito al Ministro dell'Economia Giovanni Tria. È importantissimo e fondamentale in quanto i vari pensieri devono coincidere lunedì. Quello che noi ci auguriamo è che da parte del Ministro Tria ci dia una mano magari a riuscire a smussare un po' gli angoli. L'attesa è dunque per lunedì a mezzogiorno, quando al tavolo dovrà essere trovata assolutamente un'intesa che, oltre ad essere tecnica, dovrà essere soprattutto politica, o il fondo potrebbe essere a rischio, quantomeno, di nuovi slittamenti. Ed ora ci spostiamo invece nel Trevigiano ed esattamente a Motta di Livenza per il caso tubercolosi. Oggi c'è stato un incontro al palazzetto con 400 genitori che hanno incontrato l'esperto, il super esperto chiamato dall'ULSS 2 ed è emerso un retroscena. La maestra, caso indice, non si curò per mesi, terrorizzata dall'idea di avere un tumore. Ovviamente durante questo incontro è sorta la rabbia dei genitori nei confronti proprio di questa maestra per il ritardo con il quale la donna si è sottoposta ai controlli medici nonostante il suo stato di salute. Sentiamo. Emerge tra i presenti al Palasport il senso di insicurezza, la paura di non essere in grado di proteggere i propri figli da una malattia, la TBC, che si pensava lontana dai nostri territori, e poi c'è la ricerca di possibili responsabilità. Così durante gli interventi alcuni genitori tirano in ballo la maestra considerata dai sanitari il caso indice del focolaio. Io ritengo inaccettabile che questa possa essere veicolo di infezione già nel 2018. Col calo di peso, con la tosse da 4-5 mesi, sì, insomma stava malissimo, è una scelta personale, sono d'accordo, ma se tu lavori in una scuola dove ti svegli è una cosa che è impossibile da pensare. A difesa della maestra le considerazioni del direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza. Non è stato un atto volontario, c'è stata, non so se più trascuratezza o più paura, questa persona probabilmente pensava di avere un'altra malattia, che
quindi la paura che venisse diagnosticata una malattia molto grave, più grave della tubercolosi. Ipotesi confermate anche dalla dottoressa Esther Kermaz dell'ULSS 2, che ha successivamente visitato a domicilio l'insegnante una volta scoperta la malattia. I familiari, devo dire, erano da mesi che insistevano a farla vedere, ma lei appunto per quei meccanismi che abbiamo sentito prima, che probabilmente di tipo psicologico si sono sviluppati, non l'ha più fatto. Ma anche i genitori, i cui figli sono risultati positivi al test Mantoux, difendono a spada tratta la maestra. Non possiamo negare il fatto che per noi è una brava maestra dal punto di vista di insegnamento. I nostri bambini sono stati educati e istruiti in maniera adeguata. Questa mamma, il cui figlio è risultato positivo al test, invece ringrazia l'ULSS per la gestione dell'intera vicenda. Non abbiamo altro che da ringraziare il reparto di pediatria e l'ULSS 2 in generale, proprio per come siamo stati seguiti, e questo lo ribadisco. Durante l'incontro poi alcuni genitori hanno chiesto se, alla luce di quanto accaduto, non si possa pensare a controlli o percorsi preventivi per gli insegnanti. Perché sono paesi che stanno ancora vaccinando i bambini. Il vaccino che attualmente è disponibile è un vaccino, diremmo, un po' farlocco, non è un vaccino molto buono. Si usa nei neonatini in genere in Africa, nei bambini più grandi e negli adulti si tende a non vaccinare proprio perché l'efficacia di questo vaccino è estremamente limitata. Affronteremo queste micro questioni anche per quanto riguarda eventuali indagini epidemiologiche di popolazione. Continuiamo ora con la cronaca. Una ragazza di 23 anni è precipitata all'alba dal quarto piano di un palazzo a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia, in via Marcantonio dalla Torre. Erano le 5:30, la giovane è stata soccorsa e portata all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Ancora sconosciuta la dinamica dei fatti, sul posto la polizia. Sono settimane segnate da gravi incidenti sul lavoro in provincia di Padova, l'ultimo avvenuto a Monselice, dove un anziano lavoratore è caduto da una finestra sbattendo violentemente il capo. Lo hanno portato all'ospedale di Padova in codice rosso e si trova tuttora in prognosi riservata il 76enne che è caduto mentre stava sostituendo un infisso a Monselice. L'incidente, che di fatto è un infortunio sul lavoro, anche se l'età avanzata della vittima può stupire, è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Non si conosce al momento la dinamica dell'incidente, ma il suo è intervenuto per una grave emorragia cerebrale in seguito ad un colpo ricevuto nella caduta, facendo intervenire anche l'elisoccorso per la gravità dello stato di salute dell'anziano. Sul posto per gli accertamenti, oltre ai carabinieri, gli ispettori dello Spisal. Mattinata di agitazione e allarme a Padova quando uno studente ha spruzzato spray al peperoncino alla media Pascoli, generando il panico. Che tecnicamente parlando si tratti di una ragazzata non ci piove. Che nella tarda mattinata di ieri uno studente delle medie abbia spruzzato spray urticante nei bagni della scuola è una conseguenza, e che il peperoncino abbia generato un parapiglia formidabile è un dato di fatto. Tutto accaduto alla media Pascoli di via Galileo Galilei, in una zona centrale di Padova che più centrale non si può. Dalla bravata allo stato di agitazione di un plesso scolastico con tosse, pianti, esagerazioni e comprensibili allarmi, il passo è stato breve, solo che se lo stupido atto vandalico colpisce persone con problemi respiratori o facili al panico, ecco che si rischia grosso. Quindi ambulanze, ragazzi e personale in ospedale per controlli, genitori agitati e tutto il corollario di conseguenze, arrivo della polizia e sanzioni disciplinari pesanti, perché dalla bravata alla tragedia il confine è spesso molto sottile. Siamo alla politica, il PD e le elezioni europee. Qualche giorno fa il polemico passo indietro, ora il colpo di scena che le variati di nuovo in corsa. Ho colto l'invito di Zingaretti a ripensarci, dice nel giorno del lancio della campagna per le europee del PD.
Pronti, partenza, via. La corsa elettorale del Partito Democratico per le europee inizia da qui a Vicenza, da Piazza dei Signori, dove il capolista Carlo Calenda indica l'obiettivo: prendere il posto della Lega nella luna di miele con i ceti produttivi e del lavoro. È la Lega di sovranista, di Bannon, di Orban, di Putin, quella che sta portando il paese a sbattere. Non è più la Lega, non c'entra niente, ma voi immaginate una Lega che nazionalizza l'Italia? Non lo so, ditemelo voi. Una Lega che fa il reddito di cittadinanza? E i ceti produttivi e del lavoro chi li rappresenta? E lì dobbiamo ricominciare. La squadra del Partito Democratico ricomincia da qui e, come abbiamo notato, c'è Achille Variati, che prima aveva fatto un passo avanti, dando la sua disponibilità a correre per Bruxelles, poi uno indietro, ritirandosi per evitare di frammentare e disperdere la forza progressista veneta con troppe candidature di primo piano. Oggi però, in questo tango politico, rifà un passo avanti. Sì, oggi sciolgo la riserva e correrò. Sono cambiate le condizioni. Il Partito Nazionale ha fatto una cosa che il regionale non aveva fatto, ha fatto una scelta. Mi ha indicato nella testa di lista come il capolista, diciamo, del Veneto nel Veneto. Nel Veneto, dove però la Lega è fortissima e il Partito Democratico, a caccia di voti, non può che affidarsi all'unica candidata con una visibilità nazionale, Alessandra Moretti, che, sorridente e serena, dà il benvenuto ad Achille Variati. Io sono una donna, lui è un uomo, fino a prova contraria, e quindi dobbiamo correre insieme perché c'è la doppia preferenza di genere e quindi evidentemente tutto questo aiuta. Fare squadra aiuta e Alessandra Moretti scende in campo con l'obiettivo di vincere. Beh, io sono sempre stata in campo, l'ho fatto chiedendo a tutti di dare il proprio contributo, mi piace lavorare in squadra, non faccio mai distinzioni, non pongo condizioni, l'importante è che ci sia una squadra forte, autorevole e competitiva. Possiamo, anziché 3 deputati europei, possiamo farne 4 se tutti corrono verso lo stesso obiettivo. Il Partito Democratico punta a piazzare 4 eurodeputati, oltre al capolista, il romano Carlo Calenda, e all'emiliana Elisabetta Gualmini può esserci spazio per 2 veneti e Alessandra Moretti vuole raggiungere questo obiettivo assolutamente. Io lo farò stando tra la gente, spiegando le ragioni e le motivazioni e il nostro programma, e poi evidentemente starò anche nelle TV locali e nazionali affinché il messaggio del Partito Democratico sia forte e chiaro. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in studio, ci spostiamo ora a Venezia, l'ovovia di Ponte di Calatrava sarà rimossa. Il via libera al Comune arriva dalla Corte dei Conti, costata 2 milioni di euro e scarsamente utilizzata, ora costerà altri 40.000 euro di smantellamento. La Corte dei Conti ha dato l'ok al Comune di Venezia per la rimozione dell'ovovia sul ponte di Calatrava. A Cafarsetti non aspettavano altro, ma temevano la contestazione del danno erariale. I consulenti incaricati hanno invece evidenziato come la responsabilità cada sul progettista e non sull'amministrazione comunale, alla quale anzi la magistratura sembra pronta a fornire gli elementi necessari per rivalersi in sede civile. L'ovovia di Calatrava a qualcuno poteva ricordare una capsula spaziale, ma della capsula spaziale aveva solamente il prezzo, 2 milioni di euro, non certo la rapidità, visto che per percorrere qualche decina di metri impiegava ben 17 minuti, in condizioni di viaggio che d'estate possono anche risultare poco gradevoli, se è vero che sotto il solleone la cabina raggiunge la gradevole temperatura di 50 gradi. Viaggiare su questa ovovia rimarrà comunque un privilegio che hanno provato in pochi. La sua ultima corsa risale al maggio 2015 e nel corso degli anni l'opera si è trasformata da aiuto ai diversamente abili per l'attraversamento del ponte a monumento allo spreco, tanto che il prossimo viaggio sarà verso il deposito. L'ovovia è, diciamo, la ciliegina sulla torta del ponte di Calatrava, che è il ponte più contestato e controverso di tutta la città di Venezia. E ricordo che l'ex sindaco Cacciari aveva promesso ai cittadini che sarebbe costato poco, 5 milioni delle vecchie lire. Bene, siamo arrivati a quasi 13 milioni di euro.
come costo complessivo a carico dei cittadini. Sull'Ovovia ne sono state dette ovviamente di tutti i colori. Memorabile ad esempio la protesta del febbraio 2013, quando di fronte all'ennesimo rinvio dell'inaugurazione gli attivisti di Venezia.com si erano presentati ironicamente armati di sci e passamontagna. L'inaugurazione avvenne poi qualche mese dopo, a novembre. Nel maggio 2015 però una coppia di turisti americani era rimasta bloccata dentro l'Ovovia per alcuni minuti. Ora lo smantellamento costerà ulteriori 40.000 euro e i disabili potranno usare gratuitamente il vaporetto tra Piazzale Roma e la stazione. E allora andiamo a sentire come i veneziani hanno accolto la notizia della rimozione dell'Ovovia. Lo sa che rimuovono l'Ovovia? Sarebbe ora. Perché? Perché mi pare che sia stata una spesa inutile e utile a nessuno e inutile per tutti. Ma perché l'hanno fatta allora? Saperlo, non ho idea. Purtroppo in Italia Venezia fa parte dell'Italia, quindi anche questo è uno spreco enorme. Oltre a rovinare, diciamo, l'estetica, perché francamente il ponte mi piace come è fatto dal punto di vista tecnico, però questo è un obbrobrio. Penso dei cartelli con scritto cosa? Per ricordare quanto è costata e quanto è servita. Quando c'è un servizio perfetto che si chiama battello, che funziona tutta la notte, basta dare la gratuità per il traghetto agli handicappati. Io non l'ho mai vista utilizzata in realtà, non vengo spessissimo, però non mi è mai capitato di vederla utilizzata. Se da un lato c'è l'indignazione dei veneziani per un'opera che si è rivelata costosa quanto inutilizzata, dall'altra c'è l'aspetto, se vogliamo, curioso e singolare di un'Ovovia che rappresenta per i turisti un oggetto misterioso dall'utilità oscura. Immaginavo che fosse un qualcosa per attraversare il ponte. Forse poteva essere un presidio per qualcuno. Un presidio di cosa? Tipo, non so, le gavite, quelle che c'erano fuori a caserme, penso a cose del genere, un controllo. È un cesso. In che senso? In senso tondo. Neppure tra i turisti stranieri la situazione migliora. Per quanto si sforzi, questa coppia di vietnamiti non riesce a trovare un uso all'oggetto misterioso che ha di fronte. Oh, what is that? You know that? No, I don't. I'm sorry. I have no idea. Non ha idea di cosa si tratti neppure questo signore nordamericano. Da canadese conclude: mi sembra una di quelle cose nelle quali si entra dentro, si chiude la porta e si visitano le cascate del Niagara. Over Niagara Falls. Okay. Rigorosamente a mano, così si formano i battilamiera migliori del mondo che restaureranno auto d'epoca e saranno richiesti ovunque per la loro abilità. Il lavoro c'è se si sa come formarsi. Martelletta in mano e questo pezzo d'arte praticamente è quanto serve per poter creare questo che in realtà è un capolavoro. In realtà sono dei pezzi unici anche se fanno parte di quello che è il processo industriale e qui si impara a farlo. Questo qui cos'è? È un'arte o un mestiere? Questo è tutti e due. Una volta era un mestiere che adesso è diventato un'arte. Andrea Agnoletto è un battilamiera noto in tutto il mondo delle auto d'epoca perché è un maestro assoluto tra chi sa raddrizzare e dare forma a lamiere d'acciaio e d'alluminio anche per veicoli degli anni 30. La CNA di Padova ha creato un corso che nel weekend cerca di trasferire queste tecniche a chi non vuole lasciar morire la tradizione e sviluppare un lavoro di passione di alta specializzazione. Il battilamiera ormai è diventato un lavoro di altissimo artigianato, di nicchie molto alte. Diciamo, gli italiani sono richiesti un po' in tutto il mondo perché noi qua nel Triveneto abbiamo proprio da sempre ci sono i migliori che esistano, possiamo dire, in Italia e anche al mondo. Il maestro ha una parola per tutti e svela tra martelletti e antichi attrezzi di ogni genere i segreti del mestiere, che sottolinea il non volersi portare nella tomba come fanno altri. Non sarebbe molto utile per tramandare questo lavoro. Vedete questo? Questo serve esclusivamente per fare questo, vedete? Mi va alla pari là e un lavoro che tra l'altro è ricercato sia in Veneto che all'estero, come ricorda chi ha voluto questo corso con la CNA. Scoprire queste attività e renderle disponibili a tutte le persone che hanno voglia di fare, soprattutto l'abbiamo creata per i giovani
perché abbiamo scoperto che facendoli vedere certe cose riusciamo a muoverli, riusciamo a scoprire delle entità nuove. Ci sono ragazzi a imparare e professionisti maturi, ci sono anche ingegneri che si sono appassionati al mestiere di battilamiera e ora mettono le mani su Ferrari d'epoca con sapienza. A me mancava questa parte del dominio della raddrizzatura del metallo e non. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Peggiora nuovamente il tempo, una nuova perturbazione sarà responsabile di qualche pioggia che bagnerà le nostre regioni nel corso di domenica, ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto andrà meglio al mattino, ma dal pomeriggio avremo piogge sparse, piuttosto frequenti un po' ovunque, localmente anche alternate a qualche schiarita. Migliorerà ovunque entro la notte. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime stazionarie tra 12 e 15 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. La giornata risulterà ancora perturbata, specie a partire dal pomeriggio, dove avremo precipitazioni diffuse un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime oscillanti invece tra 12 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Avremo maggiori spazi soleggiati al mattino col passare delle ore, nubi in aumento con qualche rovescio a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 4 gradi, massime sui 19 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.